in collaborazione con In questa puntata faremo un viaggio tra acqua e terra. Per farlo siamo sul versante veneto del Parco del Delta del Po, che percorreremo in barca, ma poi a proposito di terra e di coltivazioni parleremo di erba medica, una coltivazione d'eccellenza che parte da qui e rifornisce le filiere zootecniche d'Italia e non solo. La produzione di ciliegie si fa lungo tutto lo stivale, da nord a sud c'è sempre un momento in cui si riescono ad assaporare questi frutti estivi. Ovviamente si parte dal mezzogiorno per arrivare fino al nord. Noi ci siamo concentrati su una produzione di eccellenza che è quella di Vignola, dove c'è l'indicazione geografica protetta. Parleremo di questo, ce ne occuperemo andando a visitare un'azienda del territorio, ma anche parlando di aspetti tecnici. Avendo i canneti più estesi d'Italia nel Delta del Po, gioco forza, abbiamo la più estesa colonia di Airone Rosso, uccello che è arrivato un mesetto fa dal Niger, dal Golfo di Guinea, da zone un po' più calde dove passa l'inverno. Poi qua nidificano il tarabuso, il tarabusino, e troviamo anche altri uccelli che dal canneto prendono proprio il nome, come la cannaiola o il canareccione. Adesso ci avviciniamo di là, magari qualcuno lo sentiamo cantare. Stiamo navigando sul Po e, per essere più precisi, sul Po di Maestre. La puntata di questa settimana si gioca tutta tra terra ed acqua, in questo magnifico ambiente che è il Parco del Delta del Po, riconosciuto dall'UNESCO come riserva di biosfera MAB per la biodiversità e la sostenibilità. Ma la cosa particolare è che non siamo qui per parlare tanto di turismo, di ambiente, siamo qui per conoscere una produzione agricola d'eccellenza che nasce e cresce in questo territorio splendido, una produzione fondamentale per delle filiere che ben conosciamo, sono le filiere zootecniche, che siano filiere da latte o che siano filiere da carne. Sto parlando dell'erba medica che Azienda Agricole Forte coltiva in questo territorio da 3 generazioni. E qui, seduto di fianco a me, Luigi Forte, terza generazione di questa grandissima azienda. Allora, noi siamo qua, in giro sul Po, in un posto bellissimo per parlare di erba medica, che sembra anche un po' strano, sinceramente, di erba medica di foraggio. Allora, poi vedremo nel dettaglio, quando torneremo a terra, vedremo nel dettaglio la vostra produzione, come lavorate, come viene disidratato, come si produce l'erba medica e il foraggio. Ma la prima cosa, considerato che siamo qui, qual è il legame con il territorio? L'erba medica in questo territorio particolare ha un qualcosa in più? Beh, allora mi hai fatto un assist, perché lo slogan che ho coniato è: radici profonde creano donne, uomini e piante con radici forti. Quindi il grande legame è le persone, e i mestieri e il nostro territorio, quello che facciamo, soprattutto come lo facciamo, e avere sempre, io dico, un dialogo aperto, positivo
e cercare di aggregare tutta la filiera e raccontare il nostro mestiere, che è quello di fare l'agricoltore. Ma tra l'altro lavorare, produrre in un territorio come questo è anche un territorio molto fragile, molto delicato, quindi bisogna lavorare davvero con le mani di velluto. Sì, bisogna proprio raccontare che lavorare la terra bisogna lavorarla con molta cura. Il nostro è un terreno argilloso, alluvionale, e che va lavorato sempre in tempera, quindi asciutto, per poi permettere al seme, in questo caso dell'erba medica, che è un semino grande come un chicco, anzi più piccolo di un chicco di riso, quasi come un sale, deve germinare e poi uscire da questa crosta, quindi deve essere anche forte per uscire, che poi la pianta dell'erba medica in questo territorio, in questo habitat, è molto vocata, perché siamo vicini al mare, come sentite questa brezza marina, anche di notte con l'umidità apporta sali minerali alle foglie, e soprattutto con radici molto profonde. Abbiamo un piano campagna che è più basso di 4-5 metri, e quindi riesce a assorbire umidità anche nei momenti di stress idrico durante l'estate, quindi riuscire ad avere una pianta che vegeta più a lungo. Beh, poi dopo ovviamente in Non questi svegliamo tutto. dettagli non svegliamo No. tutto, adesso ci godiamo un po' il panorama, che è davvero spettacolare, anche se abbiamo cambiato un po' itinerario perché c'è il vento, del resto la natura, l'agricoltura è fatta così, bisogna adeguarsi un poco. Allora, Edoardo è la nostra guida che ci sta raccontando cose bellissime e cerchiamo un pochino di raccontarle anche a chi ci ascolta, dove ci troviamo in questo momento e quali sono le caratteristiche di questo territorio splendido. Allora, ci troviamo nel Po di Maistra, stiamo navigando sul più piccolo dei 5 rami del delta del Po, e questo è un ramo che ha delle caratteristiche abbastanza diverse rispetto agli altri rami, perché la presenza dell'uomo è veramente limitata, per cui abbiamo uno sviluppo sia a livello di flora che di fauna che è molto importante, tutta una serie di habitat sia per specie stanziali a livello di avifauna che per specie in migrazione. Questa stagione, probabilmente la primavera, è anche la stagione migliore per godere questo territorio. Assolutamente, abbiamo giornate insomma abbastanza temperate, e in primavera si riescono a fare itinerari sia in barca che in bicicletta, in modo da riuscire ad apprezzare dall'argine le campagne del delta e vedere il fiume, e poi con la barca si va insomma dove con la bicicletta non si riesce ad arrivare. Tra l'altro questa è una barca a fondo piatto che ci consente anche di navigare nei tratti dove il fondale è basso, perché una delle caratteristiche è proprio questo, ci sono delle grandissime differenze da un punto all'altro. Sì, diciamo che sul fiume bene o male si naviga quasi dappertutto, poi qua siamo abituati insomma a pescaggi abbastanza ridotti. Quando ci si sposta in laguna o all'interno delle golene, come nel caso del Po di Maistra, lì in media siamo sul metro d'acqua, per cui queste barche arrivano a pescare 35 cm, ci muoviamo abbastanza agevolmente. Dal punto di vista dell'avifauna, che è ricchissima, che cosa troviamo? Impossibile citarli tutti, però ci sono alcune specie che sono davvero delle rarità e si concentrano qui, quindi questo è patrimonio UNESCO, una riserva MAB, ma ci sono tutti i motivi perché lo sia. Assolutamente, abbiamo nel delta del Po il 70% circa dell'avifauna europea, quindi grazie alla nostra posizione tra il 45esimo parallelo e in Italia a livello di bacino del Mediterraneo, quindi del Paleartico occidentale, abbiamo una posizione proprio al centro di tutte le rotte migratorie, e quindi grazie a una presenza dell'uomo limitata e che cerca di lavorare in sinergia con la natura e a varie tipologie di zone umide diverse, appunto queste oltre 380 specie che durante l'anno ci fanno visita. Grazie, adesso una breve pausa, io continuo a godermi questo giro stupendo e poi però dopo ci ritroviamo, perché questa erba medica, questo foraggio, vogliamo anche vedere come si fa a disidratarlo, come si fa a farle mantenere quell'eccellenza che acquista in campo. A dopo.